Live dalla sala del comune di Tombolo per la conferenza stampa di quella che sarà il 3, 4, 5 e 6 gennaio, la kermesse che calamiterà le attenzioni del pallone a rimalzo controllato di Veneto ed Emilia Romagna. In campo le migliori 8 squadre maschili della regione del Leone e poi le migliori 8 del campionato interregionale tra Veneto ed Emilia Romagna. 14 partite tutte live, le potrete seguire sulla pagina della LND del Veneto per uno spettacolo assicurato con il teatro della Belbotea Arena che per il 4º anno di fila ospiterà questa bellissima manifestazione. Siamo qui con soprattutto il primo cittadino, il signor Luca Frasson, che vuole dare il benvenuto ai qui presenti, anche chi ci sta guardando da casa. Tombolo, ricordiamo, per il 4º anno di fila casa del futsal regionale e non solo. Grazie, benvenuti a tutti. Intanto io sono veramente orgoglioso, siamo orgogliosi come amministrazione comunale di poter ospitare un evento di questo tipo, di questo calibro. Si dice che il nostro palazzetto sia il tempio del calcio a 5 in Veneto e questo veramente ci rende orgogliosi. Saranno dei giorni di partite importanti e ancora più bello poter ospitare delle squadre che vengono dall'Emilia Romagna per quanto riguarda il calcio femminile, il calcio a 5 femminile. Quindi io auguro a tutti dei buoni match e un grande divertimento anche da parte del pubblico. Ringrazio ovviamente tutte le squadre, ringrazio l'organizzazione e anche la squadra che ospita e che gestisce il nostro bellissimo palazzetto. Buon divertimento a tutti e buone partite. Grazie primo cittadino Luca Frasson, mi hai dato anche subito l'assist, visto che si parla di pallone, un assist ovviamente per ringraziare chi organizza dal dietro le quinte questo evento per il 4º anno di fila e non solo, perché durante l'anno tanti sono gli eventi che organizzano i ragazzi del team Giorgione, padroni di casa della Belbotea Arena, a cui va sicuramente un grande ringraziamento per il lavoro fatto con quello che è lo staff del calcio a 5 regionale del Veneto. E appunto siamo qui in Veneto, c'è il mix con l'Emilia Romagna. Allora diamo anche il benvenuto al presidente Beppi Ruzza, sempre presente in prima fila, che ovviamente aspettiamo anche al palazzetto. Beppi, ancora qui a Tombolo, spettacolo ancora una volta che sarà sicuramente assicurato. E chi lo lascia a Tombolo? Noi ci troviamo benissimo, è un appuntamento classico, anche il mio è un intervento di ringraziamenti al sindaco, all'amministrazione innanzitutto, a Simone Alberici, il presidente del comitato regionale Emilia Romagna, che ha fatto un bel po' di chilometri per esserci, ma ha voluto esserci e questo ci riempie d'orgoglio e di piacere. E agli organizzatori, al Giorgione che ci aiuta sempre in una maniera fondamentale, ai nostri, ripeto, organizzatori, che quindi è lo staff di Michele del calcio a 5, alle società che partecipano. Anch'io mi unisco agli auguri che ha fatto il primo cittadino, che ci sia soprattutto il divertimento e che poi insomma qualcuno deve vincere, lo sport è così, qualcuno vince e qualcuno non vince. Io posso solo ricordare che in tutte queste manifestazioni che abbiamo fatto, perché è un appuntamento oramai classico al Belbotea e le nostre Final 8, anche chi non vinceva era contento per l'organizzazione e diceva speriamo di esserci anche il prossimo anno. Questo è quello che a noi fa molto molto piacere. Grazie alle società che sono intervenute. Voi sapete che ci teniamo molto al calcio a 5, il calcio a 5 che ha riempito le nostre bacheche di trofei vinti al torneo delle regioni. Quest'anno ci sarà anche una lotta fratricida, visto che organizziamo assieme il campionato di C femminile e siamo capitati nello stesso girone al torneo delle regioni, quindi può capitare che qualche ragazza si incontri con le sue amiche. Vabbè, comunque anche questo fa parte dello sport. Niente, grazie a tutti. Se abbiamo vinto le coppe è esclusivo merito del lavoro che fanno le società. Un po' di merito, non tanto, un po' di merito al nostro staff delle rappresentative, al nostro staff del calcio a 5, tanto merito, ovviamente sto scherzando, che hanno l'occhio giusto per scegliere le migliori e i migliori. In bocca al lupo a tutti.
Grazie mille Giuseppe Ruzza, il Presidente del Comitato regionale del calcio Veneto, calcio 5 Veneto. Nel gioco dell'alternanza quest'anno tocca al Veneto ospitare anche la fase regionale della Coppa Italia femminile. Mi ha già preceduto anche il Presidente Beppi Ruzza dando già il benvenuto a Simone Alberici, Presidente del Comitato regionale dell'Emilia Romagna. Quest'anno tocca a voi salire in Veneto, ringraziamo anche le società, le ragazze presenti qui delle squadre emiliane e romagnole. Un'alternanza, ma dove è sempre un comune denominatore, il pallone a ribalzo controllato è quello che è lo spettacolo del calcio a 5, poi che vinca il migliore, che sia di una regione o dell'altra, l'importante comunque è essere presenti. Simone, a te la parola per un saluto da parte dell'Emilia Romagna. Grazie a tutti, grazie a Beppi e al Sindaco per l'invito e per questa bellissima organizzazione di questa importante kermesse. Ormai sono 3 anni, se non sbaglio Beppi, che organizziamo insieme, la terza stagione che organizziamo insieme il campionato di Serie C femminile calcio 5 tra Emilia Romagna e Veneto, devo dire con ottimi risultati sia dal punto di vista di partecipazione delle squadre che anche della competitività della competizione. L'anno scorso ci alterniamo una volta all'anno, devo dire che non abbiamo visto grandi difficoltà organizzative, anzi secondo me è un ottimo spunto che noi abbiamo già dato anche a livello nazionale di collaborazione tra comitati, perché potrebbe essere un progetto che secondo me è nato sperimentale ma può dare veramente dei frutti anche a livello nazionale. Ci sono diverse squadre dell'Emilia Romagna presenti in questa Final 8 e gli faccio un grande in bocca al lupo, non solo loro ma anche a quelle venete, e come si vuol dire si partecipa per vincere. In bocca al lupo a tutti, che sia una bellissima giornate perché sono ben 3 di sport, e in bocca al lupo a tutti e buon divertimento. Grazie a Simone Alberici, Presidente del Comitato regionale dell'Emilia Romagna. È giusto per quel mix Veneto-Emilia Romagna, ovviamente fuori dal palazzetto c'è un grande stand anche enogastronomico per tutti quelli che saranno presenti, e c'è anche il sugo alla bolognese, perché insomma bisogna metterci anche quel pizzico di Emilia Romagna. Stanno sorridendo i ragazzi del team Giorgione, perché insomma anche su quello è molto importante. Allora, restando appunto anche nell'ambito del femminile, andiamo a guardare con le immagini anche in sovraimpressione, vedrete il programma per quello che è il primo giorno di partite, il 3 di gennaio, i quarti di finale che inizieranno con la sfida delle 14 tra Bologna Football Club e Futsal Sassuolo, poi alle 16:30 la sfida tra 10 Martiri e Montale Football 5, alle 19 in campo rossoneri contro il Futsal Reggiana, e poi a chiudere alle 21:30 la sfida tra Città di Tiene e San Martino Futsal. Le ragazze che poi torneranno in campo, ovviamente le squadre vincenti, il 5 gennaio per le semifinali, e poi il 6 la finalissima alle ore 16 sempre live dalla Belboté Arena. In casa veneta però assieme a Giuseppe Ruzza c'è anche il vicepresidente vicario Roberto Mamerti, a cui diamo anche il microfono, anche a Roberto, per un saluto ai qui presenti e anche chi ci sta ascoltando da casa. Grazie, un saluto a tutti voi e un ringraziamento anche da parte nostra dell'amministrazione, perché ritengo che se tanti anni che veniamo qua vuol dire che c'è questa sinergia che è giusto che vada avanti, perché tra organizzazione, società e Giorgione, come si diceva, c'è veramente una grande organizzazione. Siamo contenti e orgogliosi anche noi, come dice il Sindaco, di esserci, perché è un momento questo del futsal molto importante. Saluto e ringrazio anche il Presidente Alberici, che si è fatto, come dice Beppi, un po' di strada, però siamo contenti di vederlo con noi, e un ringraziamento io lo dedico essenzialmente alle società innanzitutto che partecipano, all'organizzazione e al nostro Michele Di Giambattista, che come si sa è responsabile di grandi progetti, di grandi situazioni. Grazie ancora, e un ultimo saluto che però penso sia accompagnato dopo il mio discorso e il mio saluto a tutti gli arbitri che parteciperanno a questa manifestazione. Come al solito non dobbiamo dimenticarci che sono molto importanti per noi. Grazie.
E allora ovviamente il microfono passa già a Gaudenzio Raffaelli, uno dei responsabili del calcio a 5, qui presente c'è anche Daniel Borgo, non c'è il presidente, porterai tu i saluti, Gaudenzio Tarcisio Serena, arbitri, componente ovviamente fondamentale di quello che è il calcio a 5, il calcio, comunque lo sport in generale, arbitri fondamentali, servono anche grandi numeri perché comunque sono 14 partite da seguire, ricordiamo che le ragazze giocheranno in 2 tempi da 30 minuti continuativi, invece i maschi 20 minuti effettivi, serve anche il crono, insomma c'è un bel po' di lavoro da fare, Gaudenzio. Sì, grazie a tutti, ci tengo a riportare di nuovo anch'io i saluti da parte del Presidente Tarcisio Serena del Craveneto. Per quanto riguarda la parte arbitrale, ovviamente noi come le società ci prepariamo a questo evento al meglio e quindi diciamo che sin da settembre iniziamo la nostra programmazione in funzione di quelle che sono le attività della Final 8 di gennaio, perché per noi risulta un panorama e un palcoscenico davvero importante e quindi di conseguenza va rispettato come tale. Siamo protagonisti invisibili, nel senso che ovviamente ci piace dire che siamo presenti anche noi, come giustamente è stato detto, 14 gare significa ben 35 direttori di gara, oltre la metà di quello che è l'organico regionale, quindi mettiamo in campo quelle che sono le nostre forze migliori. Siamo invisibili perché? Perché non andiamo ad incidere su quello che poi è la prestazione, ok? Quello che ci chiediamo, anzi quello che vi chiediamo, è quello di portare avanti la manifestazione con la massima sportività, con la massima gestione degli umori, dell'approccio alla gara e senza dimenticare che chi è in campo, chi dirige la gara insieme che voi state giocando sono persone come voi che possono sbagliare, che possono fare la cosa giusta, sicuramente si preparano all'evento come preparate la gara voi, quindi sono all'altezza della situazione e come Craveneto vi assicuriamo che abbiamo messo in campo le nostre migliori forze del momento. Quindi ringrazio anch'io quella che è l'organizzazione, ringrazio il sindaco e il comune di Tombolo, perché anche noi amiamo venire a Tombolo per tale manifestazione e sappiamo benissimo che è un palcoscenico che anche per quanto riguarda la parte arbitrale vuol dire tanto, vuol dire mettersi in mostra, vuol dire mettersi in luce, vuol dire ricevere applausi da tante persone rispetto ad altre attività dove magari l'affluenza anche del pubblico è sicuramente inferiore. Grazie a tutti. Grazie mille a Gaudenzio Raffaelli, responsabile del calcio 5 Veneto, sponda CRA AIA del Veneto. Il microfono adesso piano piano arriverà laddove c'è il buon Michele Di Giambattista, lo ha già nominato prima Beppe Ruzza, insomma il responsabile del comitato del calcio 5 del Veneto. Se siamo qui è anche per grande merito suo, è qualche annetto che si collabora assieme e ogni anno c'è uno step in più da fare e penso che lo si possa vedere insomma con la copertura mediatica che Futsal Veneto TV fa non solo per gli eventi regionali ma anche per eventi nazionali. Michele, siamo qui per il 4º anno di fila, per il 4º anno sarà la Bell Botea Arena il teatro di questo bellissimo sport, il palcoscenico ideale per quello che sono le finali di calcio a 5, ci sarà tanto spettacolo, tanto lavoro. Come ci arriva comunque il mondo del calcio a 5 Veneto a questa grande manifestazione? Buongiorno a tutti, innanzitutto fammi ringraziare anche me, chi ci ospita e mi unisco anch'io ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto e a tutte le società che addirittura da lontano sono qui presenti oggi, quale vorrei fare un grosso applauso e un grosso ringraziamento davvero. Ci arriviamo con grande entusiasmo. Io ho visto società pronte per questo appuntamento, che è l'appuntamento più importante in regione di queste 2 Final 8. Abbiamo settimane
di preparativi intensi e importanti, abbiamo cercato di non lasciare nulla al caso, di curare ogni dettaglio, compreso, come hai detto tu, hai accennato tu, anche fuori dal palazzetto con degli stand, grazie al team Giorgione che allestirà anche la parte del ristoro. Abbiamo organizzato e brandizzato, grazie sempre al team Giorgione e al suo factotum, anche tutto il palazzetto brandizzato di tutti gli aspetti riguardanti la Final 8, la manifestazione. È un appuntamento importante, come ho detto prima, e cerchiamo di rendere questa atmosfera sempre più importante, più prestigiosa e più coinvolgente. So che il pubblico non mancherà, come non mancherà anche da casa, perché abbiamo allestito lo streaming per tutte e 14 le gare, non sono poche, sono tantissime, è uno sforzo grandissimo, ma anche qui ringrazio anche il Consiglio regionale Veneto che ci dà supporto in questo e tutto lo staff che darà una mano a questo progetto live sul canale YouTube dell'ND Veneto. Sì, ovviamente l'applauso non l'avete sentito, ma l'applauso arriva spontaneo per quelle che sono le componenti dell'Emilia Romagna che si sono sobbarcati un bel po' di chilometri per essere qui presenti a questa conferenza stampa, e lo faranno, appunto, lo ricordiamo, anche il 3 di gennaio. Poi il 4 invece inizierà la parte maschile di questa Final 8 con i quarti di finale. Allora andiamo a vedere il programma con la regia di Andrade Giambattista, giusto per nominare quello che è il factotum del dietro riprese. Alle 14 la sfida inaugurale del 4 di gennaio tra Montello Futsal e DBS Miane. Alle 16:30 il match tra Arzignano e Marca Futsal Montebelluna. Alle 19 Atletico Conegliano contro Mestre Fenice, e a chiudere la giornata di gara di quarti di finale maschile il match tra Union Diavoli e Futsal Infinity Godego. Come diceva Michele, saranno tutte sfide in diretta live sulla pagina della LND, ci saranno anche commenti pre e post partita. Insomma, ovviamente vi invitiamo ad essere presenti fisicamente in quello che è la Belboté Arena. Poi ovviamente per chi avesse problemi, insomma, ci sono le dirette, e questa è una grande cosa. Michele, c'è sì spettacolo in campo, ci sarà tanto pubblico, però lo ricordiamo, c'è anche una cornice dietro. Hai nominato sì chi sta dietro la regia, chi sta dietro le telecamere, ma c'è anche tutto lo staff del Comitato Regionale Veneto. C'è qui Alessandro Marini, poi arriveranno tutti, insomma, quelli bardati di Comitato Regionale Veneto a dare una grande mano per quello che è l'inizio scoppiettante di un 2026 che si pronuncia ricco di emozioni con il calcio a 5. Sì, sicuro, senza lo staff non potremo fare tutto quello che abbiamo pensato e programmato. Lo staff di una dozzina di persone, oltre a quello del team Giorgione, che curerà soprattutto la parte logistica, è fondamentale per la riuscita fino in fondo di questa avventura. Un'avventura, ricordiamo, che è la fase regionale della Coppa Italia di calcio a 5. Il 3 e 4 gennaio ci saranno i quarti di finale, saranno le ragazze ad aprire questa quarta stagione di fila a Tombolo. Il 4 gennaio invece toccherà alla parte maschile dar via alla loro avventura. Il 5 gennaio, sempre alle 14, 16:30, le semifinali femminili, poi alle 19, alle 21:30 le semifinali maschili. Il grande finale il 6 gennaio. Ovviamente voi siete tutti quanti invitati ad essere presenti. Il 6 gennaio le finali alle 16:30, mi sono perso l'orario, quella femminile, e alle 19 invece quella maschile. Siamo ormai ai titoli di coda di questa conferenza stampa, però vedo che là ci sono posizionati dei gagliardetti. Allora ridiamo il microfono al sindaco Luca Frasson, che è lì a sua sinistra Beppi Ruzza, alla sua destra Simone Alberici. Uno scambio anche che sia anche di auguri. Ovviamente siamo sotto periodo festivo, ma che possa essere una super Final 8, e siamo sicuri che sarà una super Final 8 di calcio a 5. Allora, sicuramente saranno giornate di festa, voglio dire. Tra l'altro prima ho omesso, ma qui siamo in terra di campioni, perché vince lo sport a Tombolo sempre. Proprio a fianco alla nostra sala municipale risiede il grandissimo Dino Baggio, che non giocava a calcetto ma a calcio a livelli altissimi. Terra di campioni, come? Ecco, a Parma, ha giocato tanti anni a Parma, e ve lo ricordate come.
i Beghetto con il ciclismo, pluricampioni mondiali e un oro olimpico anche, poi i Beghetto del calcio, figli del Beghetto del ciclismo, quindi terra veramente di campioni, dotto per quanto riguarda il nuoto e Toniato, per cui saranno giorni di festa e di sport che daranno continuità a quella che è una tradizione a Tombolo. Simbolicamente vi dono il gagliardetto del nostro comune di Tombolo, lo stemma che portiamo nel gonfalone, e poi sarò sicuramente presente più per il ristoro che per mi avete visto l'orario, ho fatto venire la collina alla gola, ma per le finali sicuramente ci sarò. Quindi ecco, uno a voi, portatelo e custoditelo in Emilia Romagna, e uno ce lo teniamo in Veneto. Poi partecipare è sempre bello, ma vincere ancora di più, dico sempre, quindi auguri a tutti per la vittoria. Grazie Sindaco, noi ricambiamo con il gagliardetto e la nostra spilla. Volevo anche il Giorgione. Ecco, arriva il vicepresidente Lorenzo Spici del team Giorgione, pezzo da 90 della società. In platea ovviamente c'è anche Thomas Bragagnolo, il stampa Filippo. Un grazie in anticipo, gagliardetto e la spilla. E ci vediamo nei prossimi giorni. Grazie mille. Presidente, il gagliardetto prima della manifestazione, perché siamo sicuri che sarà un grande spettacolo assicurato. Sicuro, guarda, soprattutto come diceva il sindaco, la parte post sportiva noi l'abbiamo apprezzata molto e credo che l'apprezzeremo anche quest'anno. Sicuramente le apprezzeranno anche gli amici che arriveranno dall'Emilia Romagna, i veneti ne sono già abituati, perché il team Giorgione è un cavallo pazzo quando c'è da organizzare dentro e fuori del campo di gioco. Michele, a te ovviamente il saluto finale, perché sei padrone di casa del calcio a 5 del Veneto. Appuntamento, lo ricordiamo, 3, 4, 5, 6 gennaio alla Belbotea Arena. Chi non è presente live sulla pagina LND del Veneto. Cosa aspettarci? Tanti gol, tanta passione, tanti sacrifici. Sicuramente noi dietro le quinte qualcosa in più mangeremo, gli atleti non potranno mangiare. Ci aspettiamo tanto spettacolo, tanto pubblico, vi aspettiamo numerosi, e viva il futsal sempre e viva il Veneto, posso dirlo? Beh, bisogna dirlo, siamo in Veneto, viva il Veneto. Simone, l'anno prossimo a te toccherà dire, io dico viva l'Emilia Romagna. Grazie mille ai presenti, grazie mille a chi ci ha seguito da casa, ovviamente grazie mille a chi è intervenuto qui, il sindaco, i presidenti dei comitati regionali Veneto ed Emilia Romagna, il vicepresidente vicario del Veneto, il responsabile del calcio a 5 e al responsabile, il pezzo, lasciatemi dire, grosso del calcio a 5 Veneto, Michele Di Giambattista. Appuntamento allora 3 gennaio, live 14:30 sulla pagina LND del Veneto, ovviamente con la voce del vostro test, pronti con le immagini di Andrea Di Giambattista. Ci vediamo il 3 gennaio, buone feste, mi raccomando pochi brindisi perché c'è da pensare al pallone a rimbalzo controllato. Tiene el pallone